È suonata la campanella nelle scuole ed è ripartito anche il progetto La Grande Macchina del Mondo, il programma gratuito di iniziative didattiche promosso dal gruppo ERA nelle scuole dei territori serviti, con un vasto panorama di iniziative educative offerte. La Grande Macchina del Mondo ha al suo interno una serie di progetti che riguardano il mondo delle scuole. Si va dalla formazione e informazione a progetti sulla innovazione digitale rivolti alle scuole secondarie di secondo grado, piuttosto che al recupero e al riutilizzo dei rifiuti. C'è un grande interesse sia da parte delle scuole di formare i cittadini del futuro sulle tematiche che riguardano l'utilizzo intelligente, la tecnologia, il recupero dei rifiuti, l'utilizzo ottimale dell'acqua e l'utilizzo dell'energia, sia da parte nostra, diciamo, di rendere disponibile alle scuole questa informazione, proprio perché i ragazzi che oggi seguono le scuole saranno i cittadini del domani, e quindi più è la consapevolezza di questi ragazzi sull'uso di queste risorse, maggiore il beneficio che ne avrà il territorio nei prossimi anni. 100.000 euro a disposizione di 40 scuole del territorio nelle province servite da ERA, Bologna, Modena, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini, da destinare al finanziamento di progetti per la digitalizzazione della scuola. E questo è l'obiettivo finale di Digi e Lode, il nuovo progetto proposto dal gruppo ERA e presentato a Imola, in piena sintonia con il Piano Nazionale di Scuola Digitale. L'obiettivo di questo progetto è mettere insieme comportamenti digitali, di sviluppare la cultura digitale dei nostri clienti e utilizzare questi comportamenti digitali per mettere delle risorse a disposizione delle scuole affinché possano investire queste risorse per sviluppare la cultura digitale dei ragazzi della scuola primaria e della secondaria di primo grado. È un progetto che ha l'obiettivo di coinvolgere i nostri clienti, chiedendo loro non di comprare dei servizi, ma di utilizzare meglio tutte le apparecchiature e le disponibilità di gestione digitale di questi servizi, piuttosto che delle app che abbiamo messo a disposizione per gli smartphone per gestire i propri servizi. Tutti questi comportamenti generano dei punti, questi punti possono essere abbinati alle scuole oppure abbinati alle scuole del proprio comune se non viene scelta da parte del cliente una scuola in particolare, e alla fine del primo quadrimestre, quando si consegnano le pagelle agli studenti, noi faremo una prima classifica e premieremo le prime 20 scuole che hanno raggiunto, diciamo, il maggior punteggio. Alla fine dell'anno scolastico premieremo altre 20 scuole che avranno raggiunto a quel punto le prime 20 nella graduatoria. Questo progetto, che si fonda su una forte alleanza tra scuola, impresa, ente pubblico, famiglie, non ha lasciato indifferente l'Istituto Scolastico Imolese Comprensivo Santi Zennaro, che si è calato subito nella realtà della sfida proposta dal progetto. Un esempio concreto dei robot ballerini costruiti con materiale interamente riciclato e recuperato da un gruppo di studenti della scuola imolese. Le scuole possono fare tanto, perché con i finanziamenti si possono organizzare ambienti digitali utili sia per il lavoro in classe che per laboratori extracurriculari, e l'obiettivo è quello di sviluppare competenze digitali negli alunni. L'idea quindi di associare a questo progetto le scuole è una cosa veramente intelligente e molto costruttiva. La validità del progetto poi è stata riconosciuta dal Comune di Imola, che non ha esitato ad offrire a Digi e Lode il suo patrocinio, riconoscendo come le competenze e i saperi necessari ad affrontare i cambiamenti possano svilupparsi anche grazie ad una rete di strumenti informatici innovativi per le scuole, studenti e anche insegnanti. Il Comune di Imola collabora patrocinando questa iniziativa perché mi ha ravvisato uno strumento per poter aiutare le scuole del territorio nel potenziamento di tutto l'apparato informatico che le scuole stanno utilizzando da diversi anni e che devono continuare a potenziare, perché con la digitalizzazione ora, attraverso la digitalizzazione passa non solo gran parte della didattica, ma anche gran parte della comunicazione che le scuole devono comunque fare sia nel loro interno che all'esterno con le famiglie, ed è raccolto proprio anche questo fatto premiante rispetto ai propri utenti, che possono premiare a loro volta una scuola, magari quella in cui sono iscritti i propri figli o i propri nipoti, e quindi abbiamo visto che c'è un meccanismo che si autoalimenta in maniera positiva, per cui riteniamo che ERA abbia proprio centrato con questo progetto più esigenze.